Solo nel 2022 abbiamo avuto 14 casi di aggressione, 4 di autisti e 10 di controllori. E le assenze per tali motivi, quindi per malattie dovute alle aggressioni, sono state più di 361 giornate. A fine 2022 è un vero e proprio bollettino di guerra quello di MOM, la società di trasporto pubblico locale della Marca, cui si aggiungono ben 24 procedimenti pendenti penali tra aggressioni, imbrattamenti e interruzioni di pubblico servizio. L'ultimo episodio in via Lungo Sile Mattei, con un autista che avrebbe urtato un furgoncino parcheggiato in malo modo nel corso di una manovra. Sono le 19, il conducente scende dal mezzo, i danni sembrano minimi, quanto spropositata e ingiustificata appare la reazione di tre individui. L'autista è tornato a bordo del mezzo, 2 di questi personaggi l'hanno rincorso, sono entrati sull'autobus, quindi sul posto di guida dell'autista, e l'hanno in qualche modo aggredito, mentre un terzo era fuori dal pullman che batteva sui vetri. Immediata l'allerta dei passanti, arrivano SUEM e agenti di polizia. Mentre i tre si dileguano, l'autista viene portato in pronto soccorso. La prognosi è di 8 giorni. E quindi ha il volto tumefatto e ha delle ferite. E faremo la denuncia. Questi erano italiani, quindi voglio dire che la situazione è generalizzata. Quindi rispetto per le persone non esiste più. I soggetti sono stati individuati poco dopo, grazie anche alle telecamere, identificati un calabrese e un pugliese che lavorano in una ditta edile della cintura urbana, ma resta un problema più generale che riguarda per esempio anche i sanitari. Per i sindacati va aperto un tavolo istituzionale ad hoc con le forze dell'ordine e non solo. Io credo vada assolutamente aperto subito un tavolo di discussione anche con personale tecnico. C'è una società che sempre più sembra sull'orlo di una crisi nervi.